11.000 posti di lavoro persi ogni anno, un fatturato che solo in regione vale 3 miliardi di euro e finisce nelle mani della malavita organizzata, pagata a caro prezzo ogni giorno la contraffazione dei prodotti in Veneto, regione che prima in Italia ha dato vita a un tavolo organizzato con la presenza di tutti gli attori, compreso il mondo della moda, un mercato parallelo che si regge sullo sfruttamento a vari livelli. Sono posti di lavoro sottratti alla economia, come dire, in chiaro, quella onesta, quella dove i lavoratori hanno riconosciuti i loro diritti e dove i consumatori sanno che acquistando quel prodotto è un prodotto che è stato fatto con le garanzie per essere considerato un buon prodotto. Dei 3 miliardi di fatturato l'anno, 1 miliardo di prodotti contraffatti finisce in provincia di Venezia, tra centro storico e spiagge. Per questo, a fianco delle forze di polizia in campo contro la contraffazione, sono scesi gli ispettori della vigilanza prodotti della Camera di Commercio di Venezia. 3 persone che girano nei negozi in incognito, acquisiscono informazioni, controllano i prodotti. Solo nel 2013 gli ispettori hanno compiuto 49 verifiche, controllato 311 tipologie di prodotti, prelevato 38 campioni e proceduto a sequestro amministrativo di 789 pezzi, verifiche e ispezioni che partono dalla ricerca delle etichette. Grazie al protocollo di collaborazione con la Guardia di Finanza noi siamo in grado di procurargli quelle prove che poi loro possono portare davanti al giudice per l'applicazione della sanzione penale. Anche le associazioni consumatori lavorano al loro fianco. Solo a Mestre scoperti 2 negozi gestiti da cinesi dove oltre a prodotti contraffatti si evadono le tasse. Acquistata merce per 100 euro, lo scontrino emesso è stato solo per 50, ma la lotta contro la contraffazione passa anche per l'informazione ai cittadini. Ci rimette alla fine anche economicamente, perché quello che acquista è un prodotto scadente, è un prodotto falso, a volte è anche nocivo, per cui fa male alla salute e soprattutto crea un danno economico alla società.